Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Dove mi hai portato? A Segusino, Ah, luogo di confine. tra le province di Treviso e Belluno. Partiamo dalla collina, questo è il centro del comune, per raggiungere la montagna. Sei pronto? Prontissimo! Andiamo! Andiamissimo! Benvenuti nel comune di Segusino. Segusino è un piccolo comune ai confini tra le province di Treviso e Belluno che si contraddistingue per una conformità geografica e per una storia molto particolare. Il comune conta 1800 abitanti, ha circa 17 km quadrati di estensione che vanno dal livello di 200 metri, quindi dal Piave, fino ai 1300 metri del Monte Doc, che è la cima più alta del nostro comune. Il comune è 100% montano e si contraddistingue proprio per una storia e una tradizione, una cultura prevalentemente di agricoltura. Una storia che poi si è evoluta negli anni e infatti abbiamo avuto anche un notevole sviluppo dell'industria principalmente legata al mondo dell'occhiale, ma non abbiamo allo stesso tempo mai perso la nostra vocazione agricola legata alle nostre radici, alla nostra tradizione e appunto alla nostra cultura agricolo-montana. Questo oggi si riflette e si tramanda e si è un po' evoluto, diciamo, in una vocazione anche turistica, che è quello su cui stiamo lavorando da qualche anno come amministrazione e su cui stanno anche investendo e su cui credono molto anche i nostri cittadini. Proprio per questi motivi ci siamo dati recentemente come slogan Segusino un angolo da scoprire, proprio perché incastonati in questa valle spesso le persone non ci conoscono e convinti del nostro potenziale, della nostra anche capacità di accoglienza, abbiamo voluto investire e promuovere proprio questo aspetto, quindi un angolo, un paese un po' nascosto che però ha molto da offrire, soprattutto per chi cerca la natura, cerca il tempo lento, cerca un angolo per chi proprio vuole evadere dalla vita di tutti i giorni e dalla frenesia quotidiana. È un paese da cui purtroppo alla fine dell'Ottocento molti hanno dovuto scappare perché non c'era di che vivere, di che sostenersi. Ed infatti una delle migrazioni più famose da Segusino è stata proprio verso il Messico. Qui c'è una storia molto particolare da raccontare perché appunto tanti segusinesi assieme ad altri cittadini dei comuni limitrofi e non solo sono andati in Messico e negli anni hanno fondato questo comune che si chiama Chipilo, con cui oggi abbiamo ormai da 43 anni un bellissimo gemellaggio. Adesso vi lascio con Lele e Ivo alla scoperta della nostra meravigliosa terra, Segusino, un angolo da scoprire.
una splendida giornata che ci permette di vedere il comune di Segusino, che è formato da tantissime borgate antiche, come quella in cui ci troviamo. Guardate che splendida corte che guarda le prealpi venete. Segusino ha un toponimo che deriva probabilmente da Segusium, che ha a che fare con la città di Susa vicino a Torino, o securum, cioè luogo facilmente difendibile, quindi sicuro. Il primo documento che ci parla di Segusino è del 983, sostanzialmente un atto di donazione da parte di Rodolfo, un vescovo vicentino. Poi c'è un altro documento invece datato 1192 che ci parla del castello di Mirabello, di cui non rimane nessuna traccia. Poi si arriva al 1287, quando la parrocchia viene fondata, e poi si stacca invece dalla pieve di Quero. Altra data importante è del 1358, quando Segusino diventa parte integrante del feudo dei Collalto, nonostante il dominio sia quello della Repubblica di San Marco, ma che ha lasciato molta libertà di potere a queste comunità che guardano la provincia di Treviso, ma soprattutto comunicano con quella che oggi è la provincia di Belluno. Nel 2001 è stato compiuto un grande lavoro di scavo archeologico, e proprio sulla cresta del Monte Doc sono rinvenute delle selci lavorate dall'uomo, quindi che ci fanno capire che una comunità stabile qui è presente davvero da moltissimo tempo. Segusino ha conosciuto il grande momento della migrazione, un po' come tutte le terre dell'Alta Marca, del Bellunese, ma in generale la grande migrazione veneta. In particolare nel 1882 molti abitanti di Segusino partono alla volta del Messico. Questo perché il porfiriato locale aveva indetto una domanda per un progetto di colonizzazione, ovviamente per scopi agricoli. Quindi molti abitanti di questa comunità partirono in cerca di lavoro, abituati a lavorare comunque la terra. E la cosa, come dire, originale e simpatica è che in queste 6 province si attestarono 5 comunità, di cui una quasi per intero abitata dagli abitanti di Segusino. Questa città si chiama Cipilo a Puebla, e quindi una storia tipica di migrazione italiana, ma soprattutto veneta. Ora andrò alla scoperta di queste terre straordinarie che sorridono a noi in questa giornata frizzante e ci permetteranno forse di vivere davvero fino in fondo un paesaggio naturalistico unico in questa regione. Infatti il Trodo delle Acque ci aspetta. Ecco, tutto cambia dalla piazza, dall'urbanizzazione, seppur gentile. Attraversando questi luoghi devo dire che il paesaggio cambia di continuo ed è sempre più bello, si fa sempre più magnifico, e mi viene in mente una sorta di parallelo estetico. Questo corso d'acqua segna la mia linea di ammirazione, di contemplazione paesaggistica. Appunto una vena d'acqua limpida e fresca, rispecchiante la lieve serenità del bosco e del cielo.
Questo che sto percorrendo è il Trodo delle Acque. In lingua locale trodo significa sentiero. E è molto bello perché c'è il torrente Ariù carico d'acqua e tutto intorno la vegetazione boschiva. È un percorso di circa 5 km ad anello, molto bello, quindi anche facile per chi volesse provare una passeggiata tra natura, paesaggio e dei profumi nell'aria davvero intensi. Detto anche Sentiero dei 9 Ponti, perché l'attuale amministrazione comunale capitanata da Gloria ha sistemato questo vecchio percorso, lo ha reso ovviamente più comodo e hanno installato appunto 9 ponti. Questo è l'ultimo che poi mi conduce all'ultimo tratto che porta al borgo di Stramare. Un pezzo di questo trodo, di questo sentiero, è occupato, tra virgolette, anche dal Sentiero d'Europa, che pensate parte dalla Romania e arriva sino in Portogallo. Quindi c'è un amico ora, Mariano, che mi aspetta in quello che forse è uno dei luoghi di quest'area più suggestivi, il borgo di Stramare. Ci troviamo a Stramare, è un villaggio che fa parte del comune di Segusino, siamo a 400 metri, quindi un borgo collinare e siamo sulle pendici delle montagne fra Trevigiano e Bellunese ed è un borgo che attualmente ha solo 6 abitanti. Negli anni 30 aveva 130 abitanti e poi pian piano la gente si è allontanata alla ricerca di maggiori comodità, però a quel tempo c'era la scuola elementare, c'era l'osteria, c'era la chiesetta dedicata a San Valentino, che è il protettore degli epilettici. E attualmente ci sono 6 abitanti di cui faccio parte e il nome Stramare incuriosisce. Perché Stramare? Sembra che i primi abitanti siano state delle persone Stramare di cognome. Di solito accade che è il luogo che dà il nome alla gente, in questo caso invece sono stati i primi arrivati qua probabilmente da terre slave istriane, probabilmente venuti a fare carbone. Si sono insediati qui perché in quel momento c'era tanto legname sui boschi, il carbone era molto richiesto e hanno trovato questo luogo in particolare con l'acqua buona. Ancora adesso l'acqua di Stramare serve il villaggio di Milies ma anche altre località e quindi diciamo che questi sono stati gli elementi che hanno convinto i primi ad insediarsi qui. Io ci abito da 10 anni, ma sono quasi 40 che frequento questo borgo. Alla fine degli anni 80, metà degli anni 80, venivo a parlare con gli ultimi abitanti di Stramare, gli ultimi Stramare di cognome che hanno sempre vissuto qui. Che mi interessava era indagare la vita di un tempo e quindi di cosa vivevano, come si svolgevano le stagioni, cosa mangiavano, la religiosità, i rapporti che c'erano fra le famiglie. E quindi un mondo che mi ha sempre interessato e questo pian piano mi ha fatto innamorare del posto, pur non essendo originario di qua. Ho comprato una casetta, poi un'altra e alla fine ho scelto di farla diventare il mio luogo di abitazione per il momento. Vi invito a visitarlo perché sempre più questi luoghi un po' isolati e che a volte nascondono fra la bellezza semplice di sassi, acqua e verde, delle storie familiari e degli aneddoti, delle curiosità
che possono interessare il visitatore curioso e appassionato di natura, di antropologia, anche di dialetto, di tradizioni, di piccola religiosità. Acqua fresca di stramare, sorgenti d'acqua limpida. E qui c'è una festa importante, San Valentino, c'è una piccola chiesa in suo onore, che è diventato un luogo importante per chi vuole avere uno scenario per coronare il proprio legame amoroso. E stramare è il luogo perfetto. Questo è il famoso fontanel di San Valentino. San Valentino in realtà nasce come festa nel 496 ad opera del Papa Gelasio I, il quale trasforma un'antica usanza pagana, i Lupercalia romani, rendendo questo evento un momento religioso e sacro e quindi non più legato agli antichi riti dei romani. Questa piccola fontana molto semplice, pensate, ricavata da un blocco unico di roccia della Val di Non. Molti vengono qui a regalarsi un'emozione, a coronare la propria storia d'amore, perché il luogo è davvero suggestivo. Queste case costruite tra 4 e 500 per lavorare su questi boschi lussureggianti. Ora passeggerò ancora ad ammirare tutta questa bellezza di pietra e forse incontrerò anche un altro amico. Allora, è un piacere essere a casa tua, Rosino. Ma gli ospiti gradisce quando che viene e che mi porta un bel piatto di buona fiera. Quella è una roba perché mia moglie mi dice sempre che sono un ciacolone e che non sono buone, se no compagnia, non sono, perché quando che sono qua, che non nessuno, mi ho la televisione a tutto volume perché sono sordo. E oggi invece... No, sardo, sordo. Sordo. No, sardo. E ringraziamo anche tua moglie Orsolina per l'accoglienza e perché tu hai imparato da ragazzino, da bambino, Sì. seguendo un po' le opere, il lavoro di tuo nonno, a intagliare il legno per fare degli oggetti. Da qua? Questo, Che fa nascere il fiore da questa parte qua. questo cos'è? Che legno è, scusa? Questo qua sono i saccoletta, sarebbe il salice, i vimini che lega la vite. Sì, quindi... Allora, quando che mi fa questo qua, non vuoi che tiri con la... Perché No, se mi scampa, certo. dopo io guai. E allora ho fatto un movimento come da di sega. Sì. Questo già è un petalo. Ah, vedi. Magicamente da un ramoscello de Salguer. Vediamo cosa nasce. Secondo petalo. Terzo petalo. Di solito i 5, ma se il legno è grande. Dipende quanto legno c'è. Petali fatti, no. Sì, adesso bisogna appuntare a fianchino perché bisogna che sia... che abbia il senso della stella alpina, no? Proprio, vero? Adesso, qua. Dopo. Così. Lentamente. Anose, sì, anose, sì. Le cucche sono. Le cucche, bravo, anche a me non bisogna le cucche. Ecco. Eccola là. Signore e signori, 4 minuti, abbiamo un fiore. Per fare un fiore ci vuole un albero. Cantava Sergio Endrigo. Io ringrazio Rosino per la gentilezza con la moglie, ci hanno aperto le porte di questa antica casa e soprattutto in pochi minuti ha realizzato questo, che è un fiore, e ce l'ha donato. Grazie.
Niente. Grazie mille, grazie. E mentre Rosino continua a lavorare con maestria e arte, noi facciamo una piccola pausa. Torniamo fra poco. Caro Lele, Ah! dove mi hai portato? Anzi, dove ti ho portato? Mi hai portato alla Malga Molvine Binotte, 1150 metri sul livello del mare, comune di Segusino. Entriamo? Sì, tu vai da? Serena, credo. Sì, io raggiungo il Pascolo invece, Vai. ok? Ciao, buon lavoro. Sono con Serena, di nome e di fatto la Malgara. Sono molto curioso di come è cominciato tutto, perché fare la Malgara non è un lavoro, è una scelta di vita. Sì, è stata proprio una scelta perché io ho sposato un contadino e vendevamo il latte, produciamo latte e vendevamo latte. 20 anni fa ormai il latte non valeva più niente e non era conveniente venderlo in latteria e allora o chiudevi o ti inventavi qualcosa. E voi vi siete inventati? E noi ci siamo inventati di venire in Malga. Ecco, e allora raccontaci la tua giornata tipo. A che ora ti alzi? Beh, noi ci alziamo alle 5, iniziamo i ragazzi, io li chiamo ragazzi perché ormai sono i miei ragazzi e mio marito vanno in stalla e iniziano con la mungitura e io intanto inizio con la scrematura del latte. Ah, la scrematura per fare il burro. Per fare il burro. Ok. Mentre loro finiscono, io faccio il burro. Poi preparo la colazione e poi si inizia con la lavorazione del formaggio. Spiegacela. E allora, il formaggio viene messo nella cagliaia, lo porto in temperatura a 38 gradi, aggiungo il caglio, spengo, quando arriva la cagliata la rompiamo. Il caglio serve per far addensare. Per far addensare, per far venire la cagliata, sì. Dopo rompiamo la cagliata e dipende dal tipo di formaggio che devi fare. Più o meno Noi facciamo una cacciotta, perciò lo rompiamo piccolo ma non piccolissimo. Lo lasciamo lo portiamo a temperatura di 40-43 gradi, lo lasciamo, dipende dalla temperatura fuori, perché se è tanto caldo è meglio portarlo in temperatura più alta. Bisogna sempre stare attenti. Sì, lavori sempre sulle temperature, lo rompi, lo lasci decantare e quando è decantato lo ammassi e dopo lo tiri fuori sulle forme. Ah, ok, bello. Sì, poi facciamo il burro, lo laviamo con l'acqua e dopo lo mettiamo un po' a riposare al fresco e poi lo mettiamo negli stampini, sono stampi da mezzo chilo. E questo tutti i giorni? Tutti i giorni, dopo finita la cagliata, estratto il formaggio, si fa la ricotta. La ricotta si porta tutto a 90 gradi, noi mettiamo il sale inglese, ma c'è chi mette l'acido citrico, puoi adoperare quello che vuoi, e estrai fai tutte le formette della ricotta, che poi se vengono vendute fresche, bene, altrimenti le mettiamo ad affumicare. Ad affumicare come si faceva una volta, col fuoco? Sì, perché noi abbiamo ancora per fortuna il camino e riusciamo a farle ancora col fuoco. Bello. Che bei racconti, ma senti Serena, mi fai provare a fare qualcosa? Ma certo che ti faccio provare, bisogna sempre mettere le mani in pasta. Mettiti la travessa e iniziamo. Via!
Sono contento di essere con Sabrina, che è una giovanissima ragazza che in questo momento si trova con me a 1200 metri di altitudine in questi prati bellissimi che controllano la vallata del Piave. Perché Sabrina è qui con noi oggi? Perché lei fa un lavoro molto particolare e poche ragazze lo fanno, diciamo la verità. Tu ti occupi di seguire le vacche, no? Della malga, le porti al pascolo e soprattutto poi insieme a loro estrai questo nettare importante per tutti che è il latte, vero? Sì, Ok. esatto. Come mai hai scelto questa attività, Sabrina? Cos'è successo? Beh, fin da piccola andavo da mio zio che ha una stalla qui a Valdobbiadene e poi dove abito io a Segusino uno ha la stalla, ce n'è uno che ha la stalla sopra casa mia e poi mio papà ha iniziato a tenere le vacche e comunque anche mio nonno faceva il malgaro quando era piccolo sulla malga sopra la nostra e da là ho iniziato comunque a avere passione. Dopo ho frequentato la scuola agraria di Vellai e ho fatto 4 anni e finita la scuola ho fatto per un po' di mesi la cameriera e dopo ho trovato questa occasione che comunque era il mio sogno di iniziare in lavoro in stalla e ad oggi sono quasi 4 anni che sono qui. Mi sei già esperta sostanzialmente, Sì. anche perché appunto come dicevi ce l'avete un po' nel DNA in famiglia Sì, questa attività. esatto. E poi lavori in mezzo al paesaggio, alla natura, gli orari sono molto diversi da chi vive nella città, è un lavoro normale diciamo. Esatto. Com'è la tua giornata di lavoro, Sabrina? Beh, la giornata di lavoro inizia la mattina verso le 5:20 ci svegliamo e iniziamo in stalla, iniziamo con la pulizia delle stalle perché le vacche alla sera stanno dentro e dopo iniziamo con la mungitura, verso meno un quarto alle 7 la mattina le vacche sono mollate al pascolo e dopo si fanno i lavaggi delle mungitrici, si puliscono le stalle, si fa colazione e dopo parto per andare al pascolo. Vado al pascolo qualche oretta, poi un po' prima di mezzogiorno torno in malga e vado a recuperare le vacche per la mungitura serale verso le 4:30, 5 la sera. Quindi la tua giornata finisce sulle 7 di sera, insomma. Sì. più o meno. Poi quel latte il giorno dopo viene trasformato dai malgari e diventa il formaggio straordinario che è un'eccellenza di questa terra. Io ti ringrazio di cuore. Grazie mille. Lanciamo un messaggio ai giovani, tornate a lavorare in campagna e in Esatto. montagna. Dillo tu però. Esatto, tornate come una volta che merita. Si sta bene? Sì, Grazie Sabrina. grazie a di voi. cuore. Ma quanta bontà, ma che bello! Ma che bella giornata abbiamo passato in Malga in Vogallo! Bellissima, Eh? bellissima. Grandi emozioni. Sì, abbiamo visto come si fa il formaggio, la ricotta, abbiamo pascolato su questa montagna meravigliosa e adesso assaggiamo questi prodotti fatti proprio Da a me, che chilometro? da me. Chilometro meno 10, cioè a 10 metri da qui. Allora, facciamo un brindisi con i ragazzi che ci hanno ospitato per la gentilezza, l'accoglienza e soprattutto la simpatia. Quindi partiamo salutando Diego, Ciao. Alberto, Gildo, Serena Ciao. e Sabrina. Ciao. Prendiamo insieme? Dai, cin, Al mio 3, al mio 3, al mio 3, al mio 3 e viva. Pronti? 1, 2, 3 e viva! Ho guadagnato l'interno di una delle botteghe della latteria di Soligo, siamo nel cuore della produzione dell'azienda. Qui c'è lo spazio storico, vero Sì, Presidente? il primo spazio della latteria, questo sì. Io quest'uomo lo adoro insieme a tutta la nostra squadra perché da tanti anni sostiene i nostri progetti, i nostri viaggi alla scoperta delle meraviglie di questo Triveneto che ogni luogo ci ha sempre donato qualcosa di straordinario. E noi siamo con colui che è a capo di questa grande cooperativa che esiste da oltre 140 anni. Sì,
Parte una storia molto lunga, davanti a noi poi ci sono la prima latteria quando è nata nel 1883 dal beato Toniolo, quando ha deciso di mettere assieme, lui e l'avvocato Schirati che era suo cognato, di mettere assieme oltre 100 agricoltori, 100 contadini di quel momento che avevano una vacca per famiglia, perché guardate che a quei tempi se non fosse stata le vacche non c'era luce elettrica, non c'era niente, la vacca era indispensabile, la capra per sopravvivere. E lui li ha messi assieme per riuscire a trasformare quel poco latte che rimaneva nelle famiglie che non usavano direttamente per bere e così ha messo assieme ha fatto questo gruppo, questa cooperativa e proprio parte dicendo regnando Sua Maestà Umberto I, Re d'Italia, dicendo io notaio ha messo in piedi questa cooperativa. Questa è un po' la storia iniziale, no, di quei tempi quando è partito. Una storia profondamente sociale, quindi. Questa economia, questa nasce come economia sociale e quando si sta parlando di economia sociale vuol dire di mettere assieme tante persone per riuscire a fare qualche cosa di utile per il territorio. Una storia che parte da lontano ma è arrivata alla contemporaneità dove la qualità del latte e del formaggio è diventata eccelsa. Perché nello statuto dice fare prodotti perfetti, no, onde immetterli nel mercato. E è proprio lo statuto, prodotti perfetti, migliorare i prodotti, migliorare quello che è lo spazio degli animali, il benessere degli animali e anche la tutela del territorio, perché socialmente il territorio è qualcosa di indispensabile, difendere questi valori. E poi ci sono questi grandi prodotti conosciuti anche in tutta Italia e all'estero. Io partirei dalla famosa casatella. La casatella trevisana è un qualche cosa che allora si parte da casatella, casata, come sia partita non lo so neanch'io, no, la storia via dicendo, ma era sempre quel famoso latte che rimaneva nelle famiglie, no, e che veniva lavorato fresco e allora facevano una casata, un latte fatto in casa, lavorato fresco che si mangiava fresco. Oggi si mangia ancora fresco, ma naturalmente il consorzio l'ha portato a dei livelli che sono meravigliosi. È un prodotto che io lo ritengo migliore dello stracchino, ha questo gusto acidulo ma nello stesso tempo anche dolce e è veramente un prodotto che quando l'hai in frigo lo puoi mangiare puro, lo puoi mangiare con una fragola, lo puoi mangiare con un'acciuga, puoi mantecare il riso, è una roba meravigliosa. E poi tutti gli altri formaggi che insomma fanno parte di questa lunga lista di prodotti di altissima qualità, a partire ovviamente dal formaggio invecchiato. Il Soligoro è una storia, il Soligoro che è partito sempre con la storia adesso io, no? È vero che sono presidente di questa cooperativa, ma per quanto mi riguarda nei territori veneti non c'è formaggio migliore, perché ha una storia, è il miglior formaggio che esiste, il Soligoro. Innamorato, tutti quelli che lo assaggiano se ne innamorano, no? Perché è un formaggio che non è salato, è dolce quando lo mangi, lo mastichi, via dicendo. Se dopo uno lo mette assieme a un po' di polenta, no, a quel punto lì diventa qualcosa di eccezionale. E Lorenzo, questo è uno dei punti vendita, ce ne sono mi pare una quindicina, 16 che abbiamo adesso. Agricansilio è il marchio che mette insieme i vostri prodotti ma anche ad altre realtà a chilometro zero. Sì, abbiamo questo connubio fatto con il gruppo Agricansilio, abbiamo messo e le abbiamo chiamate le nostre botteghe, le botteghe dell'Agricansilio, perché qui si trovano questi prodotti sia della storia del Cansilio, perché il Cansilio ha una storia, la Latteria Soligoro ha una storia, ma abbiamo sposato il territorio e sposando il territorio abbiamo messo che le nostre botteghe sono botteghe dell'Agricansilio, naturalmente il prodotto di Soligoro, perché questo è quello che quando sto parlando di queste cose è quello che mi viene anche spontaneo. È il frattino. Mitico frattino, questo me lo ricordate, vero? Da bambini questo? Lo bevevo quando ero bambino, no? Figurarsi adesso. E lo si fa ancora? Ma lo si fa ancora come a quei tempi ed è apprezzato come quei tempi, è qualcosa di veramente. Ce ne beviamo uno? Ah, secondo me sì. Allora, uno al presidente, uno a Marcassa e ricordiamo i tempi andati, ma gettiamo uno sguardo verso questo futuro. Certamente sì. E saremo sempre, l'ho appena sottoscritto, accompagnati
dalla presenza di questi prodotti unici in questa regione meravigliosa che si chiama Veneto. Latteria di Soligo dal 1883. Evviva alla Soligo e a Marcassa e alla sua trasmissione. Evviva Presidente, evviva! Evviva! È sempre buon però. È sempre buon. Mamma mia. Guardate che alberone che ho trovato. Un frassino. Fa parte di un gruppo di 5 altri alberi, fratelli suoi, piantati molto probabilmente 300 anni fa, ora iscritti alla lista degli alberi monumentali d'Italia. Piantati dal primo insediamento umano perché serviva ombra. E perché veniva usato il frassino? Perché è un albero che non ha paura dei pendii, perché le sue radici crescono lontane dal tronco e questo tronco resiste molto al vento. Pensate, d'estate riesce ad abbassare la temperatura di 6-7 gradi, che vuol dire tanto per chi deve lavorare in malga. Il frassino è legato a moltissime leggende dei popoli antichi. Ad esempio gli scandinavi lo ponevano come sostenitore del mondo, creatore del mondo inferiore e del mondo superiore. I popoli druidi usavano nel rito di iniziazione dei guerrieri consegnare una lancia fatta di frassino, proprio per la natura del suo legno molto resistente. E per i Celti era l'Yggdrasil, il famoso albero che permetteva alle popolazioni di raggiungere il campo degli dei per bere idromele. Il legno del frassino viene bruciato i primi mesi dell'anno come rito propiziatorio per le piogge della primavera e anche per risvegliare tutti gli altri vegetali che stanno ancora un po' dormendo, sono ancora assopiti dal sonno invernale. Un albero generoso che veglia sugli uomini. Per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. E quindi che ti devo dire? Guarda dove siamo. Allora, secondo me, almeno questa è la mia sensazione personale, può essere condivisibile o meno. Oppure no. Però tu non lo senti, io sento l'odore del Piave. Io proprio lo sento. Sento il suono. Sto qua è lo stesso odore che sento anche a San Donà. Proprio, cioè, mi entra dentro il naso, penetra il cervello, e poi come puoi non pensare a ciò che è accaduto. Molte volte abbiamo ribadito la storia, si sprecano le citazioni e non vorrei che fosse ancora questo il nostro piccolo teatro ricordando Hemingway eccetera eccetera. Vorrei solo che ci ricordassimo di ciò che i nostri nonni o bisnonni hanno vissuto e vorrei tanto che pensassimo a cosa noi vogliamo lasciare ai nostri nipoti, ai nostri figli. Tu poi sei papà di 2 bambine, quindi immagino tu abbia, voglio dire, il desiderio che vivano in un mondo diverso da quello che è stato prima di noi. Ok, io direi, sei d'accordo? Sono d'accordo. Io sento questa
questo profumo, lo considero un profumo, di gettare un piccolo sasso dentro la Piave, sperando che questo sasso, rotolando lungo questo corso torrentizio che poi si fa grande fiume di pianura, arrivi alla fine del suo percorso in pace. Cosa dici? Viva la pace. Vai, 1, 2, 3. Sindaco, ma dove mi hai portato? Dove siamo? Siamo sul punto più alto del nostro comune, Bellissimo. sulla forcella del Monte Doc. Il Monte Doc arriva fino a 1300 metri, vedi la cima lassù, e questo è uno snodo, diciamo, anche viario, perché poi prendendo questa strada qua dietro si scende nella parte bellunese. So che tu sei appassionata comunque di questo ambiente, ti piace, si senti a tuo agio, vero? Sì, sicuramente sono appassionata di turismo equestre, sono in buona compagnia perché siamo in tanti a avere questa passione, e sicuramente questo è un territorio che si presta per questo tipo di attività, con le numerose strade silvopastorali, sentieri, percorsi, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora, Heidi è là e noi siamo qua. E i ragazzi? Siamo qui con Mirko, Moreno, Linda, Danilo e Maurizio oggi. Che sono così gentili, ci hanno aspettato. Adesso, tra virgolette, tenteremo di percorrere un po' di ipovia. Peraltro ti volevo dire una cosa, che sono arrivato da pochi minuti. Segusino, cioè si parte praticamente da quasi la pianura e si arriva qua in un battibaleno. Quindi avete questa grande offerta, dalla collina alla montagna, tutto in pochi minuti, è fantastico. Siamo un territorio abbastanza ripido, se vogliamo, quindi sì, in poco tempo arriviamo dai 200 metri sul livello del mare, diciamo, quindi dal fiume Piave arriviamo qui a 1300 metri della montagna. Un po' sono i due aspetti del nostro territorio che abbiamo anche cercato di raffigurare nel nostro logo turistico, che è appunto Segusino, un angolo da scoprire. È un microcosmo, quindi si passa dal clima legato al fiume Piave, da quell'acqua così importante, alla montagna. Noi da qui iniziamo il percorso dell'anello del Doc. Sì, diciamo che l'anello del Doc è questo percorso che passa proprio qui, che permette appunto di percorrere tutte le creste, le cime del Monte Doc, e poi riscendere verso Méliès, che è il nostro punto di partenza e dal quale siamo arrivati fino a qua. Poi chiederemo ai ragazzi chi può fare questo percorso e come si fa. Entreremo più nello specifico del turismo legato al cavallo. Io adesso ho un po' di paura, però ci proviamo? Vai Lele, andiamo a cavallo. Grazie sindaco, grazie.
siamo un gruppo di amici, facciamo parte dell'associazione Cavalcavaldo, ossia cavalchiamo tutti quelli che sono i percorsi dal comune di Valdobbiadene al comune di Segusino. Ci sono diverse ipovie che partono addirittura dal Garda, passano per il Monte Grappa, passano per il comune appunto di Segusino Valdobbiadene e arrivano fino al Cansiglio. La nostra è un'associazione di amici che è la passione per i cavalli, nata ancora anni e anni che furono, da passione dei genitori, tramandata, e adesso la portiamo avanti noi. Da qui andare a cavallo è bello perché sei in mezzo alla natura, hai la possibilità di passare per le malghe dove trovi le degustazioni locali dei prodotti tipici delle nostre montagne ed è bellissimo. Uno degli orgogli di Segusino è, pensate, il presepe artistico. Nato per scherzo da un gruppo di volontari circa 40 anni fa, nel tempo si è evoluto. Carlo è uno dei volontari. Spiegaci perché artistico. Beh, artistico perché comunque è la caratteristica principale di questo presepio, si distingue appunto per la nota artistica. È un presepio che comunque riproduce la Segusino degli anni 20-40, Okay. e cercando di farlo anche nel modo più fedele possibile, quindi come vediamo alle nostre spalle sono appunto dettagli e particolari realmente esistiti. La vita dei nostri nonni quando erano giovanotti, quindi vogliamo appunto con la realizzazione del presepio ricordare la vita di allora anche per comunque tenere viva una tradizione, per mantenerla attiva, farla conoscere ai giovani d'oggi che magari non... Sì, e infatti certe statue, la maggior parte delle statue, ricordano proprio personaggi reali. Assolutamente sì, questa è una particolarità del presepio di Segusino, quindi tante statue che vediamo di primo piano sono personaggi realmente esistiti a Segusino, personaggi semplici, personaggi che si sono in qualche maniera distinti per la loro caratteristica di semplicità, definiamo noi. Quindi non il sindaco, non il grande personaggio, ma il personaggio semplice e comune della vita del Che ha paese. aiutato a costruire. Esattamente. E un'altra caratteristica è il fatto che ogni anno, se una persona torna, trova qualcosa di nuovo o qualcosa di cambiato. Beh sì, allora ogni anno il presepio si rinnova, ogni anno proponiamo delle scene nuove che tra l'altro sono anche a tema, quindi ogni anno c'è un tema diverso in questo presepio che si comunque affianca alla natività di Gesù. E appunto ogni anno c'è una scena nuova per proporre ai 20.000 visitatori che vengono a trovarci nei mesi di apertura ogni anno un'ambientazione diversa. Quella del prossimo Natale sarà? Il tema del prossimo Natale sarà un titolo molto significativo, si intitola La vita è bella, prendendo spunto appunto dal film di Benigni, e appunto perché sta a ricordare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Allora, il presepe è veramente particolare e ci sono anche dei trucchi, ma degli ingegni per renderlo più profondo, più reale. Raccontaci qualcosa, qualche trucco. Ci sono dei piccoli trucchi che noi definiamo appunto questi giochini che noi facciamo per far apparire più grande il presepio, nonostante sia comunque allestito su una superficie che sono quasi 100 metri quadri. Ci sono in quasi ogni scena uno o più specchi per aumentare la profondità di visione della prospettiva del presepio.
Questa è stata una necessità, quindi quando ci siamo spostati dalla chiesa parrocchiale, siamo venuti in questa sede, siccome la casa era composta di tante piccole stanzette, per aumentare appunto la profondità e riuscire a fare i cieli in lontananza abbiamo dovuto sviluppare questa tecnica degli specchi. E questa è una cosa bella perché comunque chi viene a visitare il presepio e gli dici guarda che vedi quel personaggio lì sullo sfondo, guarda che non è lì, è da un'altra parte, e si incuriosisce. Cioè Anche una cosa non semplice da realizzare. Beh, è molto difficile da realizzare perché comunque quando lavori con gli specchi vedi dettagli e prospettive tutte quante strane, quindi è molto difficile, però comunque è una tecnica che dà molte soddisfazioni perché comunque oltre al risultato, quando poi hai finito dici siamo stati bravi, insomma, noi che lavoriamo nel presepio. Quindi ricordiamo che il presepe artistico di Segusino viene inaugurato ogni anno la notte di Natale, tiene aperto fino alla prima domenica di febbraio, ma poi è visitabile anche fino a fine agosto. Esattamente, questa è un'altra particolarità del presepio di Segusino, appunto, dare la possibilità fino a dopo l'estate praticamente di ammirare quest'opera su prenotazione, oltre al mese di apertura di dicembre e gennaio, appunto, chi vuole visitarlo comunque può visitarlo fino a fine agosto. Quindi se siete già venuti dovete tornare perché ogni anno c'è una novità, c'è un nuovo tema. Se non siete mai venuti, cominciate a venire ogni anno, perché ogni anno c'è una novità e un nuovo tema. Siamo arrivati nel borgo di Milies, che è una frazione del comune di Segusino. Ecco, il tempo sembra aver tagliato il legame con il futuro e il presente, non si capisce bene l'epoca intanto dell'abitato stesso. In realtà la cosa che mi ha colpito profondamente, al di là della bellezza di queste case, che potrebbero avere una datazione che va dal 500 all'800, ovviamente costruite con i sassi, ciò che mi colpisce, dicevo, è la posizione, una conca in cui si trova una scenografia assolutamente dominata dal bosco, dal verde, quindi la pace è assoluta. Questo borgo molto bello, direi incantevole, si trova intorno ai 700 metri sul livello del mare e si dice che la comunità di Segusino sia nata proprio qui. Altra cosa interessante è che un tempo l'economia era legata alla sussistenza, quindi c'è una bellissima via interna al borgo dove un tempo c'erano solo fienili, detti anche tabià. Addirittura Milies, che evidentemente deriva dal latino miles o milites, è citato sostanzialmente nel De Bello Gallico di Giulio Cesare, perché in quel tempo, importante per la storia della romanità, qui c'era un luogo dove venivano reclutati tantissimi soldati, da qui al Feltrino. Probabilmente questo legame è rimasto anche nel nome della borgata e c'è presente un selciato che appunto richiama una strada romana che da Riva Grassa portava proprio qui a Milies. Adesso cammino all'interno di questi viottoli antichi dominati dal verde delle prealpi venete, raggiungendo la chiesa dedicata a Santa Maria Ausiliatrice. Giuntomi all'interno della chiesa dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, in questo splendido borgo,
che è conosciuta da tutti come la chiesetta degli Alpini. Il motivo è per le dimensioni, perché è un oratorio quindi di modeste misure, e poi perché gli Alpini sono stati fautori di un'opera di restauro unitamente a un gruppo di filantropi che hanno aiutato i lavori di restauro di questo piccolo oratorio. È una chiesa che ufficialmente i documenti la riportano costruita nel 1875, anche se non è così, perché durante il restauro, pensate, sono stati ritrovati 6 strati di pittura, quindi l'uomo è intervenuto molte volte. Probabilmente una cappella preesistente è piuttosto antica, coeva con la costruzione di queste case di sassi. Interessante comunque è il fatto che sembra che la protagonista di questa chiesa a livello devozionale sia Santa Lucia, in realtà appunto dedicata alla Vergine Maria. Perché questo? Perché sul timpano di questa piccola facciata in stile neoclassico troneggia una statuetta di Santa Lucia risalente al 1250, Santa Lucia, che troviamo affrescata sopra la porta d'ingresso all'interno. Poi la nostra attenzione è colpita da altre opere che sono state ritrovate proprio dopo questo importante restauro. Intanto, ad esempio, abbiamo 2 medaglioni laterali all'interno del presbiterio. Uno raffigura la Madonna col Bambino, l'altro invece Sant'Antonio di Padova che regge in mano il giglio. L'altare che vediamo è del 1741. Si dice che questo altare del 1741 fosse anticamente collocato nella chiesa di Mel, poi trasportato qui divenendo l'altare principale di questo oratorio. La pala raffigura Sant'Antonio Abate e San Liberale. Sopra di loro in trono c'è la Madonna con il Bambino. 2 statue guardano dall'alto verso il basso i fedeli e devo dire che è molto prezioso, non solo antico. L'affresco principale sulla volta invece è più recente, degli anni 40. Un luogo importante per questa comunità, in quanto si dice che proprio a Milies sia partita l'avventura di quello che poi sarà il comune di Segusino. Quindi la comunità col tempo si è spostata da questo luogo più alto, guadagnando le pianure più affrontabili da un punto di vista sociale ed economico. Sono contento davvero di essere con Marcello, che è un'istituzione di Segusino. Vabbè, Sì. io lo so. Siamo nel cuore del paese, Esatto. okay? E da tanti anni tu, insieme alla tua famiglia, porti avanti il lavoro di ristoratore. Sì, e qua si mangia la cucina tipica dei luoghi. Abbastanza tipica, sì. Come è cominciata questa avventura, Ma Marcello? questa avventura è iniziata perché lavoravo su un'azienda e ha chiuso. Lavoravo su un'altra azienda e ha chiuso e dopo ho pensato di prendere un bar. E ho iniziato col bar e dopo ho fatto il ristorante e insomma è andato bene diversi anni, ho lavorato 25 anni, ristoratore proprio, e dopo siamo venuti qua e qua è insieme ai tuoi figli? Insieme ai miei figli, Lorenzo e Federica e la moglie Mirka, perché la moglie sicuramente è 2 pilastri, non uno. Certo. Sì, forse anche di più, ma insomma. Che salutiamo. Ciao Mirka. È partita questa nuova avventura, sei a pochi passi proprio dal comune. Del paese, sì, esatto. E insomma porti avanti un po' quella cucina forse che era tanto cara ai tuoi genitori e ai tuoi nonni, credo. Sì, diciamo che ci sono dei piatti di mia mamma, ecco, però una volta erano poveri qua, quindi piatti difficili da sviluppare. Dopo ho iniziato con l'asino, forse ho iniziato abbastanza presto con l'asino e ho trovato che è un piatto buonissimo. Facciamo ragù di asino e le tagliatelle o pappardelle di asino, facciamo stracotto di asino con la polenta. Questo è un po' il nostro piatto forte. Dopo abbiamo anche il coniglio in teccia, che
dopo viene il pollo in umido, cioè abbiamo diversi piatti che insomma si abbinano un po' al nostro. Non facciamo il pesce. Siamo praticamente in montagna, a 2 passi quindi dalle prealpi. Sì. E poi so che anche tu sei un appassionato di spiedo, che lo fai a modo tuo, però, vero? Esatto. Non diciamo i segreti, non possiamo svelare. Possiamo dire i segreti, però lo spiedo, secondo me, è un buon spiedo il mio, non il perché io ci metto, dico no. Dillo, dai. Allora io faccio pollo, maiale e coniglio. Il coniglio non lo fa più nessuno, esatto. Perché il coniglio diventa duro, diventa secco e diventa. Basta saperlo cuocere nel modo giusto. Sicuramente, spiedo va cotto 5 ore, che ormai tutti lo sanno. Però dopo ognuno ha il suo segreto. C'è qualche segreto, sì, appunto. Quindi questo è lo stracotto di musso. Sì. Velocemente un po' quello che puoi dire della tua ricetta. Sì. Come lo si prepara? Allora, si prepara così. Allora si fa una base di soffritto e su una padella si asciuga la carne. La sigilli praticamente. La sigillo e dopo la metto insieme alla base che ho preparato e dopo si rosola. Rosolato, metto il vino rosso, possibilmente bello carico, che dà una struttura anche alla carne, rimane anche bella colorata. E dopo continuo col brodo. Quindi quante ore più o meno? Ci vogliono, dipende se è un asino vecchio o giovane, comunque ci vuole 3 ore, 3 ore e mezza. La cucina lenta di una volta. Esatto, ecco. Allora io direi lasciamoci con una piccola battuta, qualcosa che ti viene in mente. Una barzellettina. Ah sì, ti racconto, quella è 2 signore, allora si trovano 2 signore al bar. Allora Maria gli fa, una si chiama Maria, allora Maria, come va? Bene, lei sta bene. Allora, ma te sa, no? Sì, te sa, mi sono tornato ancora con mio marito, ma con te era divorziata? Sì, era divorziata, ma come mai che ti sei tornata con tuo marito? No, perché il vedere talmente contento che mi ha toccato tornare ancora con lui per rompere l'anima. Allora prendiamo insieme, Marcello. Certo, sì. Verso io? Certo. Dimmi tu la quantità, io non sono un oste. Mi posso bere longa pien. Io brindo a Marcello, alla tua famiglia, certo, e a questa località che questa comunità è circondata da un paesaggio davvero unico al mondo. Sicuramente. Quindi venite tutti al bar ristorantino alla Pesa Segusino, che troverete la Mirka, il figlio Lorenzo e la figlia Federica. E se c'è Marcello, mi trovate anche me, e se no sono in giro. E se no cercatelo, perché mi fa veramente sorridere. Sono in giro. Evviva, evviva a voi, a tutti. A tutti. Evviva. Ivo Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Finisce questa nostra piccola avventura alla scoperta di Segusino con tutti i suoi borghi. Rivagrassa, Stramare, Milies. E poi ovviamente a sud il nostro amato fiume Piave. Siamo passati dalle colline alla montagna e chiudiamo, se sei d'accordo, sono d'accordo, con delle parole del mio caro amico Giovanni Commisso. Nel paesaggio è il primo segno delle mani di Dio e giustifico certi esseri sensibili che nel mezzo dei paesaggi più belli attestano d'aver veduto l'apparizione della divinità. L'altro segno è l'uomo, ma l'uomo si forma e cresce in rapporto al paesaggio. È uno specchio di esso. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, noi vi salutiamo, finisce questa nostra magica avventura. Se vorrete ci vediamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie! A Segusino a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guiti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.